Eccoci nuovamente insieme, cari telespettatori. Allora, adesso dedichiamo questo spazio, richiedendo un po' la vostra attenzione, a raccontarvi una cosa molto importante. Ci sono dei cambiamenti in atto, c'è una legge molto recente, si chiama la legge 9 del 2024, che cambierà gli assetti dei servizi sociali. Cosa sono? Sono un termine per alcuni desueto, per alcuni molto importante come riferimento nell'ambito dei comuni, chi lo utilizza ne sa benissimo la valenza e l'importanza, non sono soltanto stranieri ma sono persone che hanno delle difficoltà, possono essere molto giovani o anche molto anziani, sono fondamentali, hanno un ruolo strategico, cerchiamo di capire come funzionano adesso i servizi sociali e come andranno a cambiare a seguito di questa nuova normativa. Come andranno a cambiare per voi cittadini? E quindi abbiamo un ospite, un sindaco, una sindaca, che ce lo racconterà bene. Per i lavoratori, per chi ci lavora all'interno, sono molti e quindi abbiamo la rappresentanza di questi lavoratori e poi per tutto l'assetto. Non è cosa di poco conto, so che può sembrare molto complicato, ma i nostri ospiti che ve li presento, e quindi ben ritrovato Ugo Aggiollo, che è segretario dello SPCGIL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Stefano Bagnara, segretario della funzione pubblica di CGIL Veneto, grazie anche a lei. Grazie a voi, buonasera. Gianfranco Pozzobon, ex direttore sociosanitario dell'USL3 di Venezia, Buonasera. Grazie anche a lei e grazie di essere con noi collegata al sindaco del comune di Ponte di Piave, Paola Roma, grazie di esserci. Grazie a voi, buongiorno a tutti e anche agli ospiti. L'arduo compito di raccontarvi e raccontarci, perché anche a me, come avverrà questo cambiamento, perché ne parliamo in modo particolare. Grazie della collaborazione dello SPCGIL del Veneto che porta alla luce e dedica questi spazi, dedica al sociale perché sostanzialmente è un ruolo sociale molto importante. Ne ha parlato più volte anche in ambiti congressuali, significativi o territoriali, però noi ci rivolgiamo a voi che state a casa e che magari non avete la possibilità, la voglia, il tempo di andare fuori a seguire queste occasioni di incontro che, chiedo a lei Sindaco, ci sono nei comuni questi momenti di aggiornamento, vero? Sì, diciamo che ci sono degli incontri in cui le amministrazioni seguono per lo più dei temi specifici che riguardano la parte anche di prevenzione, la parte proprio di intervento rispetto alle politiche legate al sociale e poi naturalmente poi ci sono dei momenti di incontro creati per tutte le amministrazioni comunali, però per i cittadini è sempre difficile, anche dato gli orari, cercare di inserirli in tematiche un po' particolari che vanno effettivamente a cambiare un po' tutto lo scenario che attualmente hanno, però credo che queste siano appunto delle occasioni per ribadire anche cosa fino ad oggi i nostri servizi sociali hanno fatto e quindi quel presidio sul territorio per garantire i diritti ai cittadini legati proprio a tutte quelle attività di servizi, prestazioni destinate proprio ai cittadini. Parliamo dei minori, di disabilità, di anziani, di servizio civile, una serie di attività che i comuni rispondono ai propri cittadini attraverso i nostri servizi sociali. In molti casi diamo anche l'assistenza domiciliare con direttamente del personale interno all'amministrazione, altre volte invece unitamente a prestazioni che eroghiamo attraverso le cooperative oppure delle collaborazioni previste dalle norme giuridiche proprio con ulteriori enti. Però un presidio sul territorio fondamentale anche per quelle piccole attività che possono essere legate per esempio ai pasti, alla consegna dei pasti, ma poi a tutta quelle attività legate al terzo settore come il sollievo, l'opportunità che diamo anche alle famiglie rispetto a persone che hanno del decadimento cognitivo di dare delle risposte anche con i centri sollievo e quindi grazie all'attività dei volontari, ma poi ovviamente tutto quello che naturalmente ha a che fare con l'individuo stesso e delle situazioni in cui si può trovare anche temporaneamente a dover avere una mancanza di autonomia propria o la difficoltà di avere proprio anche i familiari presenti nel proprio territorio a breve distanza. Parliamo per esempio in questi casi dell'utilizzo del telesoccorso oppure di accompagnare la persona presso i luoghi di cura, cose che garantiamo anche attraverso l'attività dei nostri volontari e che quindi vengono seguite anche in questo caso da parte delle amministrazioni comunali. Perfetto, grazie mille, estremamente esaustivo a questo punto. Chiedo a lei segretario, però i servizi sociali per voi come sindacato che cosa hanno rappresentato fino a questo momento? Grazie all'intervento del sindaco abbiamo capito che sono tanta cosa e che forse alcuni che ci stanno a sentire hanno detto caspita non sapevo che ci fosse anche questo, perché non tutti ne sono a conoscenza e non tutti hanno anche la possibilità di accedere, no?
Che cosa rappresentano quindi? E quindi spieghiamo anche questo tipo di approfondimento che stiamo facendo. Sì, i servizi sociali per quanto ci riguarda sono uno dei compiti fondamentali che hanno i comuni. Sono di fatto il presidio nel territorio per tutte le situazioni di difficoltà o di disagio che le singole persone si trovano a vivere. Perché anziani, perché in situazione di non autosufficienza, perché sempre di più single e quindi in una situazione in cui diventa difficile affrontare anche i temi normali della vita, ma anche per quanto difficoltà economiche, quindi i bonus piuttosto che il pagamento di bollette o comunque di contributi, ma anche per quanto riguarda i minori, per quanto riguarda in tanti casi anche l'accesso ai centri di servizio piuttosto che a strutture specializzate. Sono un punto fondamentale, sono un punto che però si è sviluppato nel tempo in maniera un po' diversificata, dico così, da comune a comune, perché ci sono esperienze diverse, ma perché ci sono anche le dimensioni stesse dei comuni e quindi anche le capacità di intervento anche dal punto di vista finanziario, non solo umano, che hanno creato situazioni di differenziazione tra i cittadini. Ecco, e solo recentemente, anche a livello nazionale, con quelli che vengono chiamati LEPS, poi casomai Gianfranco entrerà più nel merito, si è cominciato a dare una sistematizzazione a questa partita. Interrompo solo un secondo, qui ha toccato cambia da comune a comune. Sindaco, chiedo a lei un attimo una spiegazione. Ponte di Piave, corretto? Quanti abitanti ha e quanto in base alla disponibilità economica può fare o non può fare perché mancano i finanziamenti? Poi noi qua ci sono delle immagini che scorrono sui video e mostrano tanti ambiti del sociale dove è fondamentale che ci siano questi servizi. Sì, allora come abitanti abbiamo 8.400 abitanti, abbiamo una superficie metri quadrati abbastanza importante, quindi anche tante frazioni e tante situazioni quindi di isolamento anche rispetto ovviamente alla distanza dal capoluogo. Ecco perché prima facevo l'esempio anche di tutta quell'attività posta in essere per accompagnare gli anziani presso i luoghi di cura, fare le visite, eccetera, se c'è la mancanza ovviamente da parte dei familiari e dei parenti più prossimi. Dall'altra parte naturalmente a livello di personale adesso il LEPS, che appunto di cui si parlerà dopo, individuano una ogni 5.000 abitanti come assistenti sociali. Noi appunto rientriamo in questa casistica e abbiamo poi tra le altre cose attivato attraverso l'assistenza domiciliare un'ulteriore opportunità di un assistente sociale in più all'interno della nostra situazione, proprio perché a livello di personale abbiamo anche dei blocchi imposti rispetto alle assunzioni che derivano da mancate assunzioni fatte tanti anni fa, in particolare nel 2008, dove nel nostro comune non si sono effettuate quelle assunzioni che dovevano essere all'interno della pianta organica, e ci troviamo oggi ad avere un assistente sociale in meno che doveva starci invece all'interno della pianta organica. Dall'altra parte abbiamo poi l'opportunità di avere dei volontari del servizio civile, dei ragazzi che collaborano naturalmente con la parte del servizio civile, e poi abbiamo però voluto tenere, e questo per fortuna ce l'avevamo già presente nel 2008, due assistenti domiciliari che sono proprio personale dipendente dell'amministrazione comunale. In questo caso appunto ci permette di avere anche quella conoscenza proprio dei casi particolari del territorio e di poter anche gestire in questo modo ovviamente le situazioni. Apro però una situazione nella quale poi andranno in pensione, quindi necessariamente anche in base a quello che succederà poi dovremo andare a sostituire anche questo personale. Perfetto, la interrompo, benissimo, esaustiva. Allora, no, è importante l'intervento del sindaco perché ci va concretamente. Qua mi viene da pensare, c'è un sindaco bravo che cerca di fare tante cose, c'è un sindaco che magari invece ha meno disponibilità, non riesce a fare tanto, oppure non ha anche la capacità, perché insomma bisogna valutare tanti parametri. Questi LEP che cosa sono e perché se ne parla? Allora, i livelli essenziali delle prestazioni sono un tema che oggi è all'ordine del giorno
per esempio tutto il tema a livello nazionale, proprio se ne parla a livello nazionale, quando si parla di autonomia, dell'autonomia, esatto. Uno dei requisiti per poter addivenire appunto all'autonomia è che siano definiti a livello nazionale i livelli essenziali delle prestazioni. Che significa che cosa? Significa quali sono i livelli di intervento in vari settori, dall'istruzione alla sanità, al sociale, eccetera, che lo Stato deve garantire. Minimi, perché poi ovviamente ognuno può aggiungerne, ma quelli minimi che devono essere garantiti a tutti i cittadini italiani. Cioè, per esempio, il sindaco diceva un assistente sociale ogni tot, il minimo livello sindacale. Sì, allora, noi abbiamo in Italia dal 2000 i livelli essenziali, i LEA, che sono i livelli essenziali dell'assistenza sanitaria. Quindi con questi noi sappiamo quali sono le prestazioni sanitarie a cui io posso accedere gratuitamente o pagando il ticket, ma in tutta Italia, sono uguali dappertutto. Poi magari vengono erogate comodamente, però questi sono uguali dappertutto. E io so che questo è un diritto esigibile. Quindi, per dire, faccio un esempio, un intervento di chirurgia al naso può essere un LEA se io ho il naso storto e per respirare meglio me lo faccio raddrizzare. Bene, questo è un livello essenziale, è un intervento che io faccio gratuitamente. E che dalla Lombardia alla Calabria... Se invece faccio un intervento per correggere esteticamente il naso, quello non è un livello essenziale. Perfetto. Bene, adesso noi stiamo parlando di livelli essenziali per un'altra area dello Stato sociale, cioè l'assistenza sociale. Quindi non quello sanitario, ma quello sociale, che è l'altro ambito. Fino ad oggi non ci sono stati i livelli essenziali delle prestazioni sociali. Da qualche anno lo Stato ha cominciato attraverso provvedimenti specifici a introdurre alcuni livelli, la sindaca prima citava appunto il livello dell'assistenza sociale 1 in 5.000, ma ce ne sono già parecchi definiti. Bene, questi livelli devono essere erogati, dovrebbero essere erogati e garantiti in tutto il territorio dello Stato italiano. Da chi vengono erogati? Allora, mentre, come si diceva prima, fino ad oggi praticamente il compito dei servizi sociali è in capo ai singoli comuni, quindi il singolo comune, esatto, con gli ambiti territoriali sociali, che è il tema di cui stiamo parlando, la competenza di erogazione passa all'ATS. Che cos'è l'ATS? È un'aggregazione di comuni, in Veneto la legge ne ha definiti 21, diventeranno probabilmente 24 e corrispondono ai distretti sanitari. Bene, questi ATS sono aggregazioni di comuni e i servizi, soprattutto quelli legati ai livelli essenziali delle prestazioni, devono essere garantiti ed erogati dagli ambiti, non più dal singolo comune. Questo tra l'altro implica una conseguenza importante, perché questo dovrebbe consentire di superare la frammentarietà e la differenza che c'è oggi sul territorio. Esatto, se il nostro sindaco è un bravo sindaco, è capace, tutto eccetera, e ha grande anche attitudine sociale, i cittadini sono fortunati perché avranno dei servizi particolarmente efficienti. Se viceversa c'è un altro comune con meno abitanti, dove il sindaco magari ha meno esperienza, eccetera, c'è un servizio diverso. Così non dovrebbe più accadere, giusto Gagiolo? Sì, è questa una delle filosofie di fondo di questa riforma. Il sindaco prima diceva c'è uno standard che prevede un assistente sociale ogni 5.000 abitanti e lei faceva l'esempio parlando di un comune di 8.300 abitanti, se non vado errato. Sappiamo che in Veneto la stragrande maggioranza dei comuni non arrivano ai 5.000 abitanti. E non si sono accorpati nonostante... E qualcuno si è accorpato, qualcuno no, qualcuno ha l'assistente sociale a scavalco, qualcuno ha gli assistenti domiciliari a scavalco. E scavalco vuol dire condivisi tra un comune e l'altro, dopo ci parlerà del pro e contro. E quindi in sé la filosofia di questa riforma dovrebbe essere appunto quella di mettere assieme i comuni
poi noi abbiamo diverse critiche rispetto a questo, ma lo vedremo dopo, mettere insieme i comuni per riuscire a evitare la frammentazione e dare i servizi in maniera omogenea. Perfetto, qua mi serve nuovamente l'intervento del sindaco, perché così questo porta sulla realtà la questione, però segretario, cioè, intervenga anche lei, perché ovviamente ha avuto una competenza per tanti anni sul campo e quindi sa anche fare degli esempi concreti. Come la vede la cosa, sindaco? Potrebbe essere di aiuto per i suoi concittadini, perché poi parleremo anche del personale con il segretario che invece si vedrà l'altro spaccato. Potrebbe essere meglio o peggio una gestione di questo tipo? Comunque ci sarà. Guardi, la parte legata un po' agli ambiti, abbiamo già visto dei timidi sviluppi già degli stessi con alcuni fondi, no? Per esempio il fondo per la parte legata a tutto quello che riguarda la povertà e inclusione sociale, quindi l'abbiamo visto anche nella missione 5 del PNRR, che ha individuato i capofila degli ambiti territoriali sociali come soggetti attuatori. Diciamo che ha iniziato a palesare questa cosa qua già attraverso alcuni fondi che arrivavano ai comuni e poi venivano sostanzialmente al capofila e li girava a tutti quanti i comuni, ovviamente cercando di condividere questo tipo di intervento. È chiaro che si tratta di un intervento poi strutturale che ha bisogno di andare ad individuare proprio anche le volontà dei sindaci dei territori, nel senso che è chiaro che la normativa nazionale ha poi dato a quella regionale e la regionale adesso sta facendo dei decreti attuativi che saranno poi nel numero di 6 proprio per andare ad esplicare nei vari territori. È chiaro che ogni territorio si dovrà confrontare, perché come giustamente è stato detto da chi mi ha preceduto prima, ci sono determinate situazioni nei territori che hanno delle differenze. Io portavo l'esempio, per esempio, della distanza dalle frazioni al capoluogo, situazioni in cui magari abbiamo delle persone che non usufruiscono anche dei servizi direttamente, abbiamo bisogno di avere dei cuscinetti e degli interventi anche personalizzati in certe situazioni, tanto che è chiaro che vengano messi da parte delle amministrazioni degli interventi differenziati anche rispetto ovviamente a quelle che sono le peculiarità del territorio. Ovviamente dovremo individuare insieme un'architettura generale nella quale si possa dare delle risposte anche uniformi, ma non dimenticando determinate peculiarità. Porto un esempio, l'assistenza domiciliare, che è quella che noi eroghiamo attualmente ai nostri cittadini sul territorio. È chiaro che è uno di quei temi sui quali ci dovremo confrontare anche con gli altri territori per individuare anche un'omogeneità della stessa su tutto il territorio, permettendo chiaramente delle valorizzazioni di alcune situazioni in cui in altri territori già vengono utilizzate. Porto ad esempio, io portavo l'esempio delle mie assistenti sociali che fisicamente sono loro che garantiscono ai nostri cittadini l'intervento come assistenza domiciliare, quindi per esempio la cura della persona piuttosto che la parte relativa anche all'igiene, alla stessa. Ci troviamo in altri comuni che hanno già, sono intervenuti invece con un procedimento diverso, che è stato quello per esempio dell'affidamento all'interno di una convenzione passata in consiglio comunale di un servizio ad un soggetto che si prende cura poi di questo, quindi altri soggetti, non quel rapporto magari nel nostro caso dell'assistenza domiciliare dell'OSS che naturalmente conosce già l'anziano, ma di alcune persone differenti da quelle che normalmente i nostri anziani sono abituati a vedere nel corso di questi anni. Ecco, anche un passaggio di questo tipo. Grazie. Passo di qua perché mi è venuta in mente una cosa, ha parlato di assistenti sociali, di personale che lavora, quindi adesso è lasciato molto, da quello che intendo dalle parole del sindaco, anche alla predisposizione, alla buona volontà delle persone che lavorano nei servizi, adesso chiamiamoli i servizi sociali, poi faremo il balzo nell'altra parte della trasmissione negli ATS, certo. Giusto? Certo, innanzitutto mi riallaccio a quello che diceva. È chiaro, come tutti i servizi che hanno a che fare con le persone, che hanno a che fare con le fragilità, con le disabilità, con le fasce più deboli, più fragili della popolazione, è evidente che il rapporto e anche la qualità della prestazione del lavoratore e della lavoratrice diventa fondamentale, e anche le condizioni in cui opera il lavoratore e la lavoratrice diventano fondamentali poi per
la prestazione che viene data. Quindi siamo in un ambito in cui sicuramente il rapporto di lavoro, condizione di lavoro e condizione e rapporto della prestazione sono strettamente legate. Posso dire in cui piccolo è bello? Ma non per forza in realtà, non per forza, nel senso che forse ci piacerebbe, sarebbe più semplice rispondere che piccolo è bello, però in realtà ora noi abbiamo collegato il sindaco Roma, con cui abbiamo avuto anche modo di interloquire in questi mesi sul tema, che ha un comune piuttosto strutturato. Probabilmente se andassimo a fare questa domanda agli abitanti di un comune, adesso non facciamo nomi ovviamente, però di un comune più piccolo in cui magari il servizio sociale è stato meno curato, ci risponderebbe diversamente. Quindi in realtà di per sé il fatto di provare a fare sinergia e a fare rete e a strutturare un servizio sociale su un ambito più vasto potrebbe portare a dei benefici. Certo che come noi lo facciamo non è indifferente. Allora interrompiamoci qua. Come viene fatto? Come può essere fatto? Qual è il ruolo anche delle persone che ci operano? Non è secondario, anzi, quindi non solo l'organizzazione, l'impianto normativo, ma anche chi ci lavora. E poi parleremo anche delle criticità e di altro ancora. Abbiamo l'intervallo pubblicitario, qualche secondo, restate sempre con noi. Allora, siamo di nuovo con voi, stiamo parlando di questo cambiamento molto importante, questa legge che entra in vigore, servizi sociali, non saranno più servizi sociali, mi corregga segretario se è così, si chiameranno ATS, giusto? Infatti abbiamo anche una slide che proprio ci indica questo passaggio epocale, ambiti territoriali sociali, lo strumento per la gestione associata dei servizi sociali, quello stiamo cercando di spiegare supportata con i nostri ospiti. Io dicevo piccolo e bello, lei diceva beh dipende, gestione associata, quindi servizi, chi opera nei servizi sociali, perché voi vi occupate di funzione pubblica, quindi tutelare i dipendenti, lavoreranno in modo diverso? Lavoreranno in modo diverso, sì. Intanto credo che sia utile inquadrare chi sono queste lavoratrici. Ecco, raccontiamo bene chi sono. Qua intanto voi guardate, ogni tanto ci sono anche queste slide interessanti che fanno capire i cambiamenti normativi nel tempo. Prego. Partendo da una peculiarità che ha la Regione Veneto, che è quella della cosiddetta integrazione sociosanitaria. Cioè noi, a differenza di altre regioni d'Italia, abbiamo scelto ormai storicamente, come regione, di tenere non separate l'ambito sanitario e l'ambito sociale, ma di tenerlo cosiddetto integrato, cioè la gestione sanitaria e sociale viene fatta, fra virgolette, mi permette la semplificazione, insieme o comunque in maniera appunto cosiddetta integrata. Tanto è vero che l'assessore alle politiche sociali e alla sanità è lo stesso nella Regione Veneto, cosa che non è scontata e non è così dappertutto, anzi è una peculiarità nostra. Questo vuol dire, in parte lo si capiva già anche dagli interventi precedenti, in particolar modo del sindaco, che abbiamo diversi attori che lavorano nell'ambito sociale. Abbiamo dipendenti delle aziende sanitarie, dipendenti dell'ULSS, degli ospedali, diciamo così. Abbiamo dipendenti comunali, che sono i principali enti che gestiscono il servizio, e poi abbiamo, facendo 3 macro categorie, i lavoratori e le lavoratrici del terzo settore, le cooperative principalmente, laddove gli enti hanno deciso, in principal modo i comuni, di... Ma il terzo settore è anche il volontariato? In parte anche volontariato, sì, certo c'è un parte importante di volontariato, però diciamo fermiamoci a queste 3 macro cooperative, diciamo così, dipendenti comunali e dipendenti delle aziende sanitarie. Ora, quando parliamo di servizi sociali, come dire, viene facile immaginare l'assistente sociale, è la prima cosa che viene in mente, ma in realtà c'è una galassia di altre professionalità che ruotano intorno all'assistente sociale, tanto che è Regione Veneto che stima nel 30-40% gli assistenti sociali che fanno parte dei servizi sociali. In realtà abbiamo psicologi, educatori, personale amministrativo, personale sociosanitario, ad esempio infermieri e OSP che fanno in parte l'assistenza domiciliare a cui faceva riferimento il sindaco, e in parte perché c'è l'assistenza scolastica, cioè tutte quelle prestazioni per gli alunni che hanno delle difficoltà fisiche, delle disabilità, che hanno l'operatore che li segue durante. Perfetto. Qui adesso vediamo una cartina che indica questi ambiti territoriali, quindi il cambiamento come dovrà essere della regione, quindi non più i comuni di riferimento,
ma neanche le USL sostanzialmente, o sì, cosa sarà, cosa vediamo? Allora, premesso che come sarà lo sapremo fra 2 anni, mi viene da dire alla fine, nel Quindi senso che... chi ci ascolta, tranquilli, non è domani il cambiamento, perché ma tra la 2 legge anni. dà tempo 2 anni Per agli adeguarsi. ambiti per formarsi e poi per, come dire, organizzativamente anche mettere in campo le azioni e le strutture organizzative. Quello che però sappiamo già che cambierà è che oggi il servizio sociale del comune di Ponte di Piave, adesso mi permetto di prendere l'esempio, non sarà più fatto dai dipendenti del comune di Ponte di Piave, ma sarà fatto dall'ambito territoriale sociale di riferimento. Per cui il cittadino che adesso è abituato ad andare nella casa comunale e rivolgersi all'ufficio servizi sociali, immagino, non farà più questo? No. Potrà farlo in relazione a come si organizzerà quell'ambito territoriale sociale. Se l'ambito territoriale sociale di riferimento deciderà che ogni assistente sociale starà nel proprio comune, continuerà a essere così, però potrebbe essere anche una scelta diversa, questo lo sapremo appunto nel corso dei 2 anni. Quello che sappiamo già però è che i dipendenti a vario titolo, e questi sono anche degli elementi di preoccupazione per noi, saranno trasferiti in un nuovo ente, o inizialmente in comando, si dice, cioè come in prestito, mi passi il termine per capirci, in prestito, e poi successivamente potrebbe essere diventando a tutti gli effetti dipendenti di un nuovo ente, perché Perfetto. gli ATS sono dei nuovi enti. Perfetto. Quindi primo grande cambiamento. Segretario, illustrando questo schema, tanti ambiti però non tanti quanti comuni, quindi anche per avere un riferimento per i cittadini, cioè già i dipendenti dovranno fare dei trasferimenti, dopo andrete voi anche a capire come, cosa, quanto, uno si chiede sì ma come quando sono state soppresse le province entrerò in capo alla regione, cambierò anche la retribuzione, questa è un'altra cosa curiosa, o il contratto di lavoro, anche gli ambiti, qua vediamo per esempio quello in alto che è l'1 per esempio, Belluno. Sì, dove si va? Questa è una delle criticità che noi vediamo, e cioè il fatto che gli ambiti sono solo 21. Diceva già prima il dottor Pozzobon, alla fine diventeranno 24 perché c'è già un accordo per modificare l'ambito di Verona e l'ambito di Padova. Però, perché sarebbero molto zeppi. Sì, però rimarranno alla fine 24. E il Veneto in questo modo sarà la regione d'Italia che avrà gli ATS con il maggior numero di popolazione media per ente. Perché? Perché è la scelta della regione del Veneto, perché è conseguenza della riforma sanitaria di alcuni anni fa, 2016 se non vado errato, che ha accorpato le ULSS. Chiediamo al dottore. Quindi questo accorpamento delle ULSS ha portato che le vecchie ULSS sono diventati distretti e gli ATS hanno sostanzialmente la dimensione degli attuali distretti, tranne il caso di Treviso che è un caso un po' a sé stante. Questo è uno dei temi che noi poniamo, e cioè l'eccessiva popolazione e l'eccessivo numero dei sindaci, perché questi ATS saranno governati dalla conferenza dei sindaci. Ora, come una conferenza di sindaci in cui ci sono 40 sindaci riesca a fare realmente pianificazione, programmazione e gestione degli interventi su un territorio, lei citava prima il bellunese, con quella orografia, con quelle dimensioni, con quella situazione, per noi non è per nulla semplice. Concludo dicendo che questo è anche un altro dei temi che poniamo, e cioè come manteniamo la vicinanza del servizio sociale ai cittadini, che è quello che era in discorso. I presidi nei comuni, nelle frazioni e via di seguito erano un dato fondamentale, e quindi da questo punto di vista questo è un altro tema che poniamo alla politica. Esatto. Allora, un tema che si pone alla politica, lei che concretamente ha operato in un USL, come la vede la situazione? Perché dopo sentiremo anche il sindaco che cosa ne pensa di questo, perché adesso avendo la grande vicinanza dei cittadini è più facile. Ti dico, ci sono delle esigenze sociali molto delicate, molto specifiche, dove già è difficile adesso relazionarsi con un USL. Allora, intanto... È vero che si occupa di sanità. Ma
va introdotto un'ulteriore, credo, considerazione. Allora, il Veneto, fin dagli albori, diciamo, fece una scelta di spiccata integrazione tra il sociale e il sanitario. Quindi una scelta molto importante, già fatta negli anni 70 e sempre confermata, che si è tradotta, per quanto riguarda appunto il Veneto, nella possibilità di delega da parte dei comuni di alcune materie all'ULSS. Da noi infatti in Veneto l'ULSS ha 2 S, unità locale sociosanitaria. In altre parti d'Italia parliamo di unità sanitaria locale. Ecco, quindi questa scelta dell'integrazione è una delle indicazioni fondamentali che la legge nazionale che riguarda gli ATS dà, perché dice ci deve essere la coincidenza tra dell'ambito territoriale e sociale, quindi dell'ambito in cui vengono erogati i servizi sociali, con l'ambito territoriale in cui vengono erogati i servizi sanitari. Quindi coincidenza tra ambito sociale e distretto. Questo è stato fatto sostanzialmente in Veneto. Dice un'altra cosa anche la legge, che dovrebbe esserci coincidenza con le circoscrizioni per l'impiego. In realtà in Veneto le circoscrizioni per l'impiego sono 40 e quindi sono di più. Ecco, perché quest'idea di far convergere? Perché il tentativo sarebbe quello di poter realizzare un'offerta integrata ai cittadini di tutte quelle che sono le materie che incidono sulla vita dei cittadini. Se guardiamo per esempio appunto la legge regionale Veneto, dice che dovremmo integrare tutto il tema dell'housing, il tema dell'ambiente, il tema del lavoro, il tema dell'istruzione insieme alla sanità e al sociale. Quindi una prospettiva abbastanza nuova che sicuramente potrebbe dare al cittadino delle risposte più interessanti di quello di oggi, più integrate soprattutto. L'ultima cosa voglio dire... Cioè, può fare un esempio di questo? Cosa vuol dire? Beh, allora, per esempio, molti bisogni non sono bisogni solo, per esempio, di natura assistenziale o non sono solo bisogni di natura sanitaria. Ne cito alcuni: tutta l'area della disabilità, l'area delle dipendenze, l'area della salute mentale, l'area comunque della non autosufficienza. Sono aree in cui il cittadino che si trova con una problematica di questo tipo ha diciamo, dei bisogni sia di tipo sanitario sia di tipo sociale. Sì. Allora l'idea che ci possa essere un'integrazione, no, questo ci sta, però il resto come si colloca? Tutte gli altri, quest'altra mega integrazione, no, ambientale. Allora, il tema dell'ambiente per esempio è fondamentale perché l'ambiente ha sicuramente incide sulla qualità della vita delle persone, quindi parlare di salubrità ambientale è un tema che, come dire, dà una qualità di vita maggiore alle persone che vivono in quel territorio. E l'OMS, per esempio, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, parla delle componenti sociali della salute, no? Le dimensioni sociali ma questo riguarderà della forse salute. anche e soprattutto chi ci lavora in questi Beh, anni. non riguarda solo chi ci lavora, riguarda le persone che vivono. Cioè, se noi viviamo in un territorio in cui tutte le politiche, diciamo, che si rivolgono ai cittadini riescono ad essere coerenti, allora se io vado per esempio a fare prevenzione per quanto riguarda l'insorgenza di tumori, ma poi vivo in un ambiente in cui l'inquinamento è tale per cui invece i tumori si riformano. Quindi, oppure sicurezza sul lavoro, c'è assolutamente. Quindi deve essere tutta una serie integrata. L'idea è quella che ci sia, come dire, una programmazione, una visione complessiva dei bisogni, in modo che non ci siano delle incoerenze nelle risposte che vengono date ai cittadini. Perfetto. I lavoratori come potrebbero vedere questo cambiamento epocale? Allora, I lavoratori residui. Certo, no, noi i lavoratori e le lavoratrici li abbiamo sentiti, abbiamo fatto assemblee, abbiamo fatto iniziative e abbiamo da un lato riscontrato una grande voglia di contribuire e partecipare a questo cambiamento,
perché l'esigenza di lavorare insieme, di fare rete, di fare un servizio più qualificato, più qualificante, c'è anche da parte di chi lavora, perché hanno a grande cuore il tipo di servizio che stanno dando, quindi non abbiamo trovato e non si troveranno resistenze da questo punto di vista. Quello che c'è però è preoccupazione, perché di fronte a un cambiamento è chiaro che c'è il timore, e la legge lascia spazio a questi timori in parte di un peggioramento delle proprie condizioni. Sì. Dicevamo prima, provavo a dire, cambieranno il datore di lavoro a regime. Non inizialmente no, ma la legge prevede che a regime ci sia un trasferimento del personale dentro gli ATS, che sono un nuovo datore di lavoro. Ma quindi questo un po' nuovo di panico, un po' di agitazione. Sì, anche perché questo nuovo datore di lavoro, la legge lo identifica in maniera piuttosto chiara, dice dovrà essere un'azienda speciale. Ok, poi gli ambiti potranno fare anche all'interno della propria autonomia, potranno fare anche scelte diverse, però c'è un indirizzo chiaro della regione che dice saranno fatte le aziende speciali. Cosa sono le aziende speciali? Sono degli enti a controllo pubblico, fortunatamente, qui siamo riusciti, come dire, a mediare, a far rimanere il controllo pubblico delle aziende, anche dell'azienda speciale, ma non è pubblico il rapporto di lavoro. Quindi noi avremo dei lavoratori pubblici che saranno chiamati nel tempo, probabilmente, o che avranno questo pericolo di essere trasferiti in un ente perdendo il proprio status, come dire, di lavoratore pubblico. E anche sull'applicazione del contratto, la legge, su nostra sollecitazione, ha inserito che il contratto di riferimento deve essere quello delle autonomie locali, quindi quello dei comuni, giusto per capirci, però il fatto che questa garanzia sia sempre e per sempre è tutta da dimostrare, perché in realtà le aziende speciali, essendo aziende di natura privata che hanno dipendenti privati, in realtà non hanno un obbligo giuridico di applicare i contratti del pubblico impiego. E chiudendo, dicevamo prima, ci sono vari attori di vari enti diversi, il personale, ad esempio delle aziende sanitarie, delle ULS, che dovesse essere trasferito negli ambiti territoriali sociali, se venisse applicato il contratto delle funzioni locali, avrebbe un peggioramento del proprio contratto di lavoro attuale. Però non si può peggiorare, nel senso che comunque come la norma prevede delle clausole di salvaguardia che prevedono che ti viene mantenuta la retribuzione, eccetera, casomai eccetera. puoi migliorare, ma non puoi peggiorare. Però il mantenimento della retribuzione viene fatto tramite, diciamo, degli assegni ad personam, vengono chiamati, cioè ti garantisco oggi che continui a prendere lo stesso stipendio, però mano a mano che ci saranno i rinnovi del contratto, i prossimi rinnovi confluiranno in questo assegno, quindi a regime, fra qualche anno, dopo 2 o 3 rinnovi, il lavoratore che oggi è alle ULS rischia di trovarsi con lo stesso contratto dei comuni e quindi aver avuto un peggioramento delle proprie condizioni. Questi sono i timori principali che abbiamo. Il rischio, inoltre, è che appunto, ci troviamo degli enti a questo punto di natura pubblica, di controllo pubblico, ma che in prospettiva abbiano dipendenti privati al proprio interno, perdendo oggi quelle particolarità e quelle competenze, insomma, che hanno caratterizzato fino ad oggi il servizio. Come vede, Sindaco, questa situazione dal suo punto di vista? Da una parte, come dicevano, qui ci saranno queste conferenze dei sindaci, quindi con tanti sindaci che si dovranno riunire, trovare, analizzare tante situazioni, insomma, sembra un po', potrà essere difficile oppure tutto sommato fattibile? Ma io credo che questa riforma comunque vada anche vista con quella che poi è arrivata sul territorio come il piano di riordino territoriale, che comprende effettivamente anche la parte legata agli ambiti, oltre ovviamente all'unione dei comuni, eccetera. Quindi va vista in doppia chiave. Sicuramente non è una cosa semplice nel momento in cui anche ci troviamo a gestire, ovviamente lo si ricordava prima, del personale che già è in carico ai comuni e che naturalmente può valutare di decidere di far parte oppure di non far parte di questo nuovo organismo che si va a formare, di questa nuova azienda speciale, così la norma va a definire, diciamo, indicativamente. Poi viene lasciata comunque anche l'opportunità aperta, ma solo in alcuni casi specifici, alla convenzione, ma proprio legata proprio a quelli che sono i comuni che sono capoluogo e quindi possono valutare anche questo tipo di intervento. Io credo che il lavoro che è stato fatto da parte della Regione Veneto in questa mettere insieme il sociale e sanitario, che è una storicità della Regione,
credo che non debba essere assolutamente perso, ma soprattutto perché ci sono sia quei servizi dell'azienda sanitaria nei quali i comuni hanno dato già delega, prima si ricordava l'area minori, l'area disabilità, sono già aree in cui i comuni hanno fatto una scelta di campo dandola in mano proprio nella gestione alle aziende sanitarie. Infatti noi abbiamo un bilancio sociale che approviamo già con l'azienda sanitaria, oltre al bilancio del sociale nostro che siamo adesso, di cui appunto naturalmente l'esempio sono le bollette più che altro e gli altri interventi. Molto interessante lo vedo invece l'inserimento anche di altre materie, parliamo per esempio dell'abitare. Io credo che su questa tematica, quanto più attuale, perché l'abitare adesso coinvolge a 360 gradi il sociale ma non solo, sia una problematica che debba essere assunta da parte di nuovi soggetti, quindi dalle aziende speciali, ma anche dagli ambiti territoriali sociali, nel momento in cui ci troviamo in una situazione anche legata all'abitare che coinvolge tutti. Abbiamo, porto dell'esempio, delle persone che attualmente hanno la possibilità magari di pagare un affitto, ma non gli viene data la possibilità di avere in affitto un'abitazione. Quindi questo è un tema che coinvolge non solo gli operatori, non solo chi appartiene al mondo anche della scuola, a una serie di attori del territorio, ma le dico che questa casistica mette i nostri servizi sociali in questo preciso momento storico veramente in grossa difficoltà, perché non è il sociale della persona che si trova semplicemente con uno sfratto, ma ci sono anche famiglie che, dovendo spostarsi magari anche per degli interventi all'interno della propria abitazione, non trovano effettivamente gli spazi per poterlo fare, ma anche persone che hanno dei contratti di lavoro già assimilati. Quindi credo che questa possa essere un'opportunità per prendere in seria considerazione il lavorare anche di squadra su questo tipo di argomento, che naturalmente ad oggi non è seguito sicuramente nella parte degli ambiti. Perfetto, interrompo un attimo, abbiamo la pubblicità, poi torniamo in studio, chiedo anche il suo intervento perché quando parliamo di sociale e di sanitario riguarda anche tanti anziani tra l'altro, quindi vedere quali sono le opportunità che questo potrà offrire, l'abbiamo visto dal punto di vista dell'amministrazione dei lavoratori ma anche per i cittadini. Pubblicità qualche secondo, poi siamo di nuovo con voi. Allora, siamo di nuovo insieme, riprendiamo un po' il filo del discorso con Ugo Giollo, l'abitare, aveva accennato il sindaco, che è una delle questioni, delle emergenze sociali del momento. Si chiacchierava fuori onda relativamente a questa questione che non è secondaria, vero? Sì, assolutamente, con tra l'altro l'invecchiamento della popolazione sempre più spesso questo è un tema che emerge. Quello che dicevamo prima è che è anche uno dei temi che sono stati tralasciati in questi anni, diciamo, nella programmazione e nella gestione. Quante volte si è detto che ci sono abitazioni sfitte o abitazioni su cui sarebbe necessario fare degli interventi, ma dall'altro anche tutto il tema del mettere assieme le persone con il co-housing, con altri tipi di intervento e spesso e volentieri questi temi sono stati lasciati al singolo comune nella gestione delle emergenze, al singolo assistente sociale, al singolo servizio sociale. Quindi sarà preferibile questa gestione integrata? È chiaro che quando prima dicevamo che noi guardiamo con interesse alla questione della gestione integrata, è evidente che diciamo esattamente questo. Dopodiché i limiti sono quelli che abbiamo detto, le dimensioni, la questione delle aziende speciali come punto di riferimento, mi permetto di dire anche tutto il tema del finanziamento, perché la legge regionale sostanzialmente ha previsto un finanziamento di 5 milioni e mezzo di euro per i 3 anni 2024, 25 e 26 che corrispondono a circa 80.000 euro per ogni ATS. Non è sufficiente nemmeno per l'assunzione della figura del direttore dell'ATS stesso, quindi diciamo che c'è anche un grande problema di finanziamento. Dopo sappiamo benissimo che ci sono i finanziamenti europei, che ci sono i finanziamenti nazionali, che ci sono le risorse che hanno i comuni
e via di seguito. Però anche questo ci pare uno dei grossi limiti di questa normativa. Per i cittadini, quindi chi ci ascolta dice sì, ma io che faccio capo vado al comune, chiedo che cosa potrebbe cambiare secondo il vostro punto di vista? Questa è una delle questioni che provavamo a dire prima. Dipenderà moltissimo da come in realtà in questo anno e mezzo, perché sono già passati 6 mesi dall'approvazione della legge, in questo anno e mezzo si organizzeranno i vari ambiti. È chiaro che noi chiederemo che i servizi rimangano sul territorio e quindi non ci sia un peggioramento dell'accessibilità per quanto riguarda i cittadini, ma questo non è per nulla scontato, dipenderà dalle scelte che ogni singolo ATS farà nel proprio territorio rispetto a come riorganizzerà il personale, rispetto a come riorganizzerà i presidi, rispetto a come riorganizzerà anche le risorse che ha a disposizione. Passaggio epocale. Sì, no, gestione associata non significa gestione centralizzata. Quindi non significa che se ci mettiamo insieme 20, 30, 40 comuni accorpiamo per esempio nel comune più grande. Perché il timore di molti no. è un po' questo. Assolutamente no. Cioè io credo che l'attuale disseminazione di servizi verrà assolutamente mantenuta, forse qualche piccolo aggiustamento potrà esserci, ma sicuramente supereremo per esempio quella situazione per cui oggi come oggi appunto soprattutto i comuni piccoli che hanno il personale a part-time e magari neanche dipendente assunto con le cooperative. Ecco, quando passiamo ad una gestione associata tutto questo viene superato, c'è una logica anche di programmazione e di idea direi del territorio che supera i confini del singolo comune. Ecco, uno degli aspetti fondamentali a me pare insomma degli ATS è proprio questa necessità di un salto in qualche modo di paradigma diciamo nel pensiero stesso. Non penso più solo per il mio comune, ma penso in un'ottica più ampia, cioè penso per i cittadini che fanno parte di quel territorio che corrisponde all'ambito territoriale. E da questo punto di vista anche gli amministratori devono fare un po' un salto, quindi uscire appunto da logiche troppo autoreferenziali per mettersi in una logica, come dire, di integrazione e di collaborazione. Questo vale per gli amministratori, ma vale anche per i soggetti sociali. Si parlava prima del terzo settore, per esempio, certo, no? sì, Stessa cosa. Senza dubbio. Comunque nel passaggio ci sarà un po' diciamo così, di fermento. Perché poi chi concretamente opera vede dei cambiamenti, quindi dovrà essere adattabile, resiliente al massimo per non farli impattare sulla qualità del servizio offerto. Ma certo, io farei una precisazione. Intanto gli ATS nasceranno nei prossimi mesi, ma la struttura di gestione associata del servizio più o meno non comincia oggi, non comincia domani, ma in qualche maniera, considerato che i finanziamenti nazionali, regionali, eccetera, da anni sono diretti verso gli ATS e non verso i singoli comuni, diciamo che delle forme autogestite, uso questo termine brutto, però mi sembra più semplice, di ATS ci sono state sul territorio. Abbiamo delle esperienze in cui... Quindi qualcosa già si è attuato. È dal 2018 in realtà che questo accade, perché da quella data il livello nazionale ha deciso che determinati finanziamenti non andavano più alle regioni che poi li avrebbero dati ai comuni e neanche ai singoli comuni, ma andavano direttamente agli ATS. Quindi per esempio la Regione Veneto ha istituito formalmente gli ATS nel 2020, però con la formula del comune capofila, diciamo, e già dal 2019-2020 i soldi per alcune funzioni arrivavano lì. Per cui il comune capofila doveva gestire
questi soldi, per esempio appunto il tema della povertà, ma poi altri fondi sono arrivati. Quindi c'è già stato un cambiamento? C'è già stato, per esempio, appunto, è nato un cambiamento. Il sindaco Roma prima citava il PNRR, la missione 5, ecco lì i soldi, i finanziamenti dell'Europa per il PNRR sono andati direttamente agli ATS, quindi gli ATS sono già in funzione, ma devono strutturarsi in modo, come dire, molto più pregnante rispetto a quello che è stato finora. Quindi c'è stata una pratica in questi anni di prova, diciamo così, in cui comunque si è cominciato a gestire risorse e quindi anche organizzativamente cominciando a lavorare insieme. Ora si tratta da qui ai prossimi mesi di non disperdere questa esperienza, di non lasciare indietro, ma di strutturarla meglio. Ma di strutturarla meglio e soprattutto di dare garanzie a chi lavora, perché lo dicevamo prima, l'idea di cambiare datore di lavoro, eventualmente cambiare contratto o non sapere di preciso in che contratto si andrà, il timore di perdere comunque le garanzie acquisite fino ad oggi, bisogna fare in modo. Ora, il sindaco prima diceva una cosa importante, la legge prevede che in fase di prima applicazione ci sia un passaggio volontario del personale. Okay, quindi ci sarà, immagino, una specie di sondaggio fra il personale che volontariamente deciderà di mettersi in gioco e di andare a lavorare inizialmente in comando, cioè quel prestito di cui parlavamo prima, verso l'ATS. Ora è chiaro che se a questo personale diamo delle garanzie avremo più facilità a trovare anche i volontari e chi si spende. Tanto più noi saremo invece capaci di non dare garanzie al personale, faremo anche più fatica a trovare chi si metterà di buona volontà e comunque darà la propria disponibilità in forma volontaria, e quindi inizieremo già con delle criticità che non servono in questa fase qua, quindi credo che sarà fondamentale nei prossimi mesi l'interlocuzione con le organizzazioni sindacali e con gli ambiti, perché poi dovremo mettere a terra con i sindaci i percorsi e gli accordi e le discussioni che avremo saranno fondamentali per far partire col piede giusto questa riforma che un po' tutti vogliamo, ma che abbiamo la necessità, come dire, che una cosa che tutti vogliamo poi non parta col piede sbagliato creando problemi, quindi avremo bisogno di parlarci, di fare accordi e di vedere insieme come mettere a terra la norma. Segretario, a livello nazionale questo avverrà, giusto? A livello nazionale avviene questo cambiamento o è solo per la nostra? È avvenuto con le leggi dal 2000 a livello nazionale. Il Veneto è partito già con alcune sperimentazioni, ma sostanzialmente la legge che definisce gli ambiti è di quest'anno, è la legge 9 del 2024. Su questo hanno ragione gli interlocutori, quello che hanno detto fino adesso. È evidente che i cambiamenti che abbiamo avuto dal 2018 a oggi sono cambiamenti che sono stati più patrimonio, la dico così, degli amministratori e dei lavoratori che hanno visto il cambiamento nel finanziamento. Non sono patrimonio dei cittadini, perché i cittadini normalmente hanno continuato a vedere l'erogazione dei servizi esattamente laddove era prima. Quello che diciamo noi, riprendendo anche quello che diceva Stefano Bagnara, è che riteniamo che le forze sociali, a cominciare dall'organizzazione che rappresenta i lavoratori, ma le forze sociali più in generale, dovrebbero essere degli interlocutori importanti nelle discussioni nei prossimi mesi, proprio per garantire che un'operazione su cui tutti abbiamo investito diventi un'operazione che venga vissuta davvero come un salto di qualità e non come un arretramento rispetto ai servizi che vi sono. Assolutamente, siamo in chiusura. Proprio una battuta velocissima, Sindaco, per quali auspici si fa per riuscire ad attuare tutto questo? Ma io credo che, come è stato ben detto, serva un lavoro di squadra nei territori per non perdere quello con cui si è lavorato fino in questo momento, perché stiamo parlando di professionisti che già erogano ai nostri cittadini dei servizi e che hanno la professionalità per poterlo continuare a fare. Quindi lavorare di squadra, cercare di trovare insieme la modalità più idonea per tutelare i lavoratori, tutelare quello che chiaramente è il servizio che noi diamo ai cittadini, ma credo sicuramente di non perdere quelle risorse importanti che dallo Stato centrale arriveranno e che attualmente, prima lo si diceva, ci sono già
attraverso gli ATS questa distribuzione nei comuni dei fondi, ma non totalmente, proprio perché è chiaro che il capofila, per esempio, non poteva assumere del personale all'interno del proprio ente, perché chiaramente si guardava il proprio bilancio. Quindi utilizzare questi fondi in maniera oculata, migliore, e soprattutto migliorare dei servizi anche legati a quelle che sono le case di comunità, perché credo che anche quell'opportunità avuta rispetto a alla missione invece 6, che è quella legata alla sanità, siano proprio dei luoghi di incontro dove chiaramente possano essere valorizzati perché il territorio possa avere delle risposte importanti, significative, evitando naturalmente che i nostri cittadini sempre di più possano, nel caso specifico nostro, essere all'interno delle proprie abitazioni, lavorare attraverso i co-housing per quel che riguarda l'abitare, ma anche utilizzare la telemedicina. Perfetto, grazie. Allora, siamo giunti al termine. Ringrazio Ugo Aggiollo, segretario CGIL del Veneto, Stefano Bagnara, segretario della Funzione Pubblica CGIL del Veneto, Gianfranco Pozzobon, ex direttore del Sociosanitario dell'Ustrad di Venezia, il sindaco ovviamente del Comune di Ponte di Piave, Paola Roma, che sono stati con noi per spiegarci questo cambiamento molto importante della collaborazione dello CGIL del Veneto, e naturalmente ci troveremo ancora insieme ad affrontare queste tematiche, ma anche altre, sempre nell'ambito sociale, sociosanitario, che riguardano tutti quanti noi cittadini. Io vi lascio alla pubblicità, ci rivediamo ancora dopo con la nostra parentesi sulla finanza e sull'economia. Buon proseguimento. Buonasera a tutti.